Allora ragazzi, come al solito, riscaldiamoci laterale, non andiamo dietro. Un po' di spazio. Dai raga! C'è Paolo. Dai Claudio, dai! Signori, buon divertimento. Aspetta, basta qua. Aspetta, ragazzi. È tuo. Si parte con il primo pallone della partita. Buon pomeriggio appassionati di futsal, tifosi del Palermo Calcio a 5. Inizia la stagione del Palermo Calcio a 5. Siamo la linea in due, la linea 2. Ok, c'è. Con il Palermo che muove il pallone con Vincenzo D'Aricca, appena tornato alla corte del club che di fatto lo ha lanciato. Poi Marretta lancia in profondità, quella che arriva comodamente alle parti di Francesco Barcellona. Non scappare Ale. Sarà un fallo laterale per il Palermo Calcio a 5. Occhio Andrea, vicino. Con D'Aricca affrontato Gabriele, sali a andare pressione, Gabriele, tu Claudio, con la palla che adesso viaggia. Sali, sì Ale, ti fermi lì qua. Sali Ale, sì. Fai in mezzo, non prendi. Sempre tre piedi i giocatori del Palermo con Tuzzolino, altro rientro. 1-2, Claudio. C'è un fallo, il primo della partita ai danni di D'Aricca. Va bene Fabio, va bene Alberto. Dobbiamo sempre salire in pressione. E calcio di punizione. Ale, è chiara la linea di pressione che abbiamo. Sali su. Ma fai in mezzo. Attenzione qui a Tuzzolino, tiro deviato da Annolino, calcio d'angolo. Primo angolo della partita, se ne occupa D'Aricca con lo schema pronto per mister Lo Piccolo. Sali, non ti fare bloccare. Con la conclusione, ancora Tuzzolino, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo. Cambiala però, tu. Ale, sali tu. Marretta per il tiro tentato, è una soluzione per il secondo palo di D'Aricca. Dunque, prima vera occasione della partita per il Palermo Calcio a 5. Adesso torna in difesa con la giocata da parte di Gabriele Barcellona a cercare Pennino, non lo trova. Rimessa Palermo con Tuzzolino. Marretta, D'Aricca, palla per D'Antoni che va lungo ad Ami, lo scarico per D'Aricca che va in 1 contro 1, adesso viene raddoppiato, la palla viene poi recuperata da Francesco Barcellona. Allora attenzione alla ripartenza da parte invece di Gabriele Barcellona, affrontato, c'è il fallo di D'Aricca, calcio di punizione, primo fallo commesso anche dal Palermo. Andrea, la nostra linea di difesa l'abbiamo capita qual è? Ma lo capisco. Calcio di punizione. Sul pallone si è portato Barcellona. C'è movimento sotto porta. Togliti Andrea! Pennino che inizialmente si era buttato nello rettangolo della porta difesa da D'Antoni. Conclusione da dimenticare di Barcellona. Sali, siamo più alti in quella linea. Siamo più alti, bravo. Allora, devi accorciare prima, Ale! Marretta. Dai, Ale! Forza, dai! Ancora. Si dice La giocata in avanti per D'Aricca costretto a rientrare. D'Aricca poi scarica per Tuzzolino.
che prende la mira, la palla si perde alta. Sali tu, sali tu, sali tu. L'avanzata da parte di Gabriele Barcellona. Gioca te ne vai, rapidiamo. Cerchiamo di essere veloci. Forte da Ricca adesso. Andiamo a giocare, Alessandro sali. Claudio vieni in mezzo, Claudio. Qui la palla recuperata da Tuzzolino. Adami finta lo scarico, può andare verso la porta, traversa di Fofò. Adami che si presenta così, poi qui a vuoto Marretta rischiando anche qualcosa. Poi la chiusura ai danni di Alessandro Annolino e ancora una volta Adami che recupera la posizione fondamentale anche in fase difensiva. Queste cose anche il boato della panchina. Qui da Ricca fermato, allora attenzione a Barcellona che si inserisce in area. Annolino e c'è il gol da parte del Resuttana che trova il Pertugio e passa in vantaggio con Annolino. Passiamo sta palla, raga, passiamo sta palla. Dai, già. Non c'è niente, dai. Che cambia il parziale in favore della squadra di casa. Qui subito però Tuzzolino dentro! Da Ricca subito! La riequilibra lui che torna e segna. Vincenzo Da Ricca 1-1. Dunque cambia in maniera repentina il parziale al Trinacria nel giro di 1 minuto e mezzo. Prima la bordata sulla traversa di Fofò Adami, poi l'1-2 da una parte Annolino, dall'altra Da Ricca. Ancora Da Ricca che va questa volta al contrasto difensivo. Giocata per Affaticato che è appena entrato in campo. Pennino all'indietro per Francesco Barcellona. Giocala e ti muovi, giocala e ti muovi. Sempre alto, papà. La palla giocata da Megna. Poi Barcellona, Pennino. Ora Affaticato che può andare. Passa in mezzo a 2. Da Ricca intercetta. Poi Tuzzolino costretto a spazzare. Non può intervenire D'Antoni. Gabri! Veloce qui, dai! Qui un cambio volante per il Palermo, è entrato Sgarlata. Pennino. Palla per Gabriele Barcellona. Si muove Affaticato alle spalle di Sgarlata, non viene visto, allora si ricomincia. Pennino. Poi Megna, ancora per Pennino. Megna ancora. Era Affaticato, pallone all'indietro, Palermo che può provare a prendere metri, ma si torna da Megna. Affaticato. Poi Pennino col passaggio intercettato da Sgarlata. Sfortunato il 30 rosa-nero. Nuova annata per lui tra i confermati del gruppo. L'anno scorso reduce dalla salvezza tramite playoff. Intanto c'è un altro fallo laterale, altro salvataggio, altra chiusura di Vincenzo Sgarlata. Quindi intanto pallone recuperato e può andare Fofò Adami. Fermato, la palla per Tuzzolino che dribbla. Tuzzolino uno sguardo al centro, la parata in 2 tempi da parte di Francesco Barcellona che arma piede di Caruso. Pennino converge, poi lo scarico per Gabriele Barcellona. Affaticato con la palla scodellata in avanti verso Megna, interviene Marretta in maniera regolare, anzi no, c'è un fallo cumulativo per il Resuttano, il secondo. Dovrebbe essere fallo laterale, non calcio di punizione per il Resuttano. Ha sfruttato male in ogni caso, qualunque esso sia il tipo di giocata ravvisata dall'arbitro. Allora si riparte con Andrea Lupo e con Vincenzo Rizzuto, entrambi
appena subentrati. Poi Lupo costretto ad andare lungo verso Sgarlata che non riesce nell'aggancio. E allora si riparte con Affaticato e con Vincenzo e con Gabriele Barcellona. Palla in profondità di Barcellona per Megna, non agganciata per un attimo. Qui Sgarlata con un attimo di ritardo. Ricordiamo che il Palermo scenderà in campo la prossima settimana per il debutto in campionato. Campionato che prenderà il via tra 7 giorni esatti. Claudio, pronto a salire, Claudio! Dai, tu resta lì! Intanto seguiamo questo calcio Sali, d'angolo. Claudio, rapido! Sali in mezzo, Lupo sali, rapido, Gabriele! Sgarlata da rapido, ultimo rapido. uomo, palla per Adami che cerca il pallone di ritorno. Poi cerca di tenerla in qualche modo, Sgarlata ci riesce, ma era già un'impresa averla salvata. Allora attenzione Megna, dall'altra parte c'è Gabriele Barcellona che converge ancora. Barcellona, l'intervento di Rizzuto anche in spaccata per la spinta ingenua di Barcellona. Dicevo, del debutto in campionato del Palermo Calcio a 5 il 3 settembre contro il San Vito. Partita subito importante per la squadra guidata da Salvo Lo Piccolo, che adesso è in possesso palla con Sgarlata. Poi prova a recuperare Mineo che la tiene in qualche modo nonostante i contatti. C'è il fischio, c'è il fallo. Dovrebbe essere il quarto fallo. Se glielo dai, lo fai continuare, poi perde C'è il calcio di punizione, dovrebbe essere il quarto fischio contro gli uomini in blu, da ripetere però il piazzato in favore di Andrea Lupo nello specifico. Puoi giocare! Rizzuto, Lupo, ancora Vincenzo Rizzuto, bandiera del Palermo Calcio a 5, importante in campo e fuori, visto anche il suo compito, il suo ruolo di allenatore dei gruppi più giovani, con lui anche Marco Marretta che in questo momento siede in panchina, il capitano. Gabriele Barcellona, l'1 contro 1 proprio con Lupo, viene raddoppiato da Sgarlata, poi perde la maniglia, il 18. Rimessa dal fondo per Giacomino D'Antoni. Mineo da pivot, spalle alla porta, Pennino lo porta indietro, allora Lupo poi non riesce, la palla di ritorno. Messi male! Qui bravissimo Lupo a recuperare in combinazione con Rizzuto, rimessa blu nonostante le proteste proprio del numero 8. Affaticato Megna, lungolinea a cercare Barcellona, il body check con Lupo che poi recupera anche con l'aiuto di Sgarlata. Allora riparte il Palermo, 3 contro 2. Mineo può andare, la aggancia in qualche modo, poi la sterzata, ancora Mineo che viene fermato però da Pennino. Barcellona con il tacco cerca il consegnato, non lo trova per Mineo. Sgarlata fermato, affaticato, Sgarlata ancora, l'ultima parola ce l'ha lui, poi Mineo. Rizzuto, Lupo, Rizzuto lungolinea, Sgarlata converge, viene affrontato da Megna, rimessa per il Palermo Calcio a 5. È laterale, ragazzi! È laterale! Vuoi giocare? Uno! Rimessa per Sgarlata, poi Lupo a Mineo, alza un po' la pressione con un paio di elementi. La formazione di casa guidata per questa stagione di ritorno in C1 da mister Annolino. Tra altre cose, debutta adesso in partita uno dei trascinatori della squadra nella scorsa stagione, ossia Max Pasta. Intanto l'arbitro fischia fallo contro Rizzuto. Qui lamentava un intervento con la mano da parte del suo avversario, ma prima c'è stata la spinta, allora punizione. Non ora, però la gioca! Fabio, chiudi la mano, Pennino affaticato, riesce ad evitare Sgarlata in qualche modo, poi passa ancora una volta affaticato al tiro, palla fuori. Allora D'Antoni va a lungo di testa, Max Pasta direttamente sulla recinzione del campo centrale del Trinacria, campo omologato per
le gare del Resultana San Lorenzo e anche del Palermo Futsal 89ers, ma non, Buona. come potete anche capire, non in grado di fornire un punto giusto per la ripresa. Noi di fatto siamo praticamente a ridosso della panchina del Palermo Calcio 5, come potete anche sentire dall'audio. Qui intanto la pressione ai danni di Di Cara, appena entrati in campo, poi sgarlata. L'arbitro fischia contro il 30 rosanero e dovrebbe essere 4 a testa. Terzo fallo per il Palermo. Terzo fallo. Sono 4 invece quelli commessi dal Resultana San Lorenzo. Allora punizione per Pasta. Fatti vedere Paolo! Angelina Paolo, fatti vedere, Massimo ce l'hai! Più profondo, pa! La palla per Affaticato. Aspetta, a destra. Lo aspetta Mineo e allora si riparte ancora da Pasta. Profondo, Pennino. Affaticato. Aspetta, non c'è motivo. Ok, ora Di Cara. Ora Di Cara pressato e fermato da Vincenzo Sgarlato. Rizzuto. In mezzo erano 2. Rizzuto prova a passare su Di Cara, in qualche modo ci riesce, poi contrasto regolare tra i due. Basta, può ricominciare la palla con Pennino che la calcia addosso a Mineo. Allora si riparte dal fondo. Pennino gioca corto per Pasta. Ancora Pennino, classe 2003. Pasta. Pennino passa ancora, Pasta, controlla però cadendo. E allora Lupo con lanciare la ripartenza. C'è Rizzuto avanti a lui. Lupo adesso per Rizzuto che va dal centro, deviazione di Pennino, calcio d'angolo. Contropiede che poteva andare meglio per il Palermo Calcio a 5. Felicello appena entrato in partita, scambia con Rizzuto, si riparte da Andrea Lupo. Si vuole il dinamismo, si vuole la grinta di un altro ragazzo che grazie al Palermo Calcio a 5 è entrato in orbita futsal. Terza stagione per lui. Ancora Felicello. Poi Lupo, Mineo, contro Pasta. Duello rinnovato tra i due. Poi Felicello, Rizzuto, si muove Lupo, visto e servito. Lupo ha affrontato, riesce ad evitare il primo contrasto, poi Affaticato chiude, calcio d'angolo. Partita combattuta. Qui al Trinacria, la prima stagionale, c'è voglia di far bene, c'è voglia di far punti. Ricordiamo il solito format, ormai solito da un paio di stagioni, della Coppa Italia di Serie C1. Passa la prima, poi si devono valutare le migliori seconde. Palermo che è testa di serie in questo girone. E quindi dopo questa partita in trasferta, per così dire, visto che giochiamo veramente a pochi passi dal centro città di Palermo, siamo a 2 passi dalla borgata di Partanna. Poi il Palermo avrà 2 partite al Toccia Stadium. Di fatto ne giocherà diverse in questa prima fase di stagione sul campo di via Oliveri Mandalà. E ricordiamo che per la stagione, per la prossima partita, quella contro il San Vito, il Palermo sfoggerà le nuove divise, naturalmente in virtù anche della collaborazione, della sinergia con il Palermo Futsal Club, il Palermo Football Club, scusate. Ci sarà una maglia uniforme a quella che gli uomini di Eugenio Corini indossano. La rimessa per Rizzuto. Vieni, se no il cambio non va teso. Vieni capitano. Vieni. No, ha battuto avanti.
Va bene qua? Sì, puoi battere. Ci muoviamo, Gabri! Annolino che è appena tornato in campo, la palla lungolinea per Barcellona. Colpo di testa di pasta sul rinvio di D'Antoni, Palermo che torna in avanti con D'Arica, Russo e Marretta che si muovono. Sali, basta, sali! Larghi. Lupo cerca di far partire Rizzuto, parte dal suo piede destro una brutta palla. È giusto, anda però. Mentre Mister Lo Piccolo chiama time out alla prossima interruzione utile. Dai l'appoggio, Gabriele, dai l'appoggio, Paolo, girate! C'è D'Antoni che interviene su questo tracciante fuori misura di pasta, fuori misura anche la palla lunga con le mani del numero 29 Rosanero. Intanto attenzione alla palla per Annolino che la stringe troppo. Arriva adesso il time out per il Palermo Calcio a 5. 1-1, 20 e 30 sul cronometro. Lo so che deve fischiare. Ok, scusa. Possono chiesti i problemi dei partiti in questo momento. Ok, allora. No, succede una minchiata. Tu sei titolare e non sei panchina. Si riparte dal rinvio dal fondo per Giacomo D'Antoni e dall'1-1 in cui è maturato praticamente tutto nel corso del settimo minuto. L'1-0 di Annolino, l'1-1 di D'Arica. Levati da qua, Albe. Tanto ingresso, debutto in stagione in partita per Alberto Russo, uno dei giocatori emersi dalla squadra Under 19 dello scorso anno e che già nello scorso campionato ha trovato diverse volte il gol. Marretta, Felicello controlla, punta, Annolino lo salta, Felicello adesso aggredito anche da Caruso, poi spinto via, c'è il fischio, c'è il fallo, il quinto fallo. Anzi, calcio d'angolo dovrebbe essere, vediamo, no, rimessa laterale. Rimessa laterale, quindi non quinto fallo, restano a 4 gli uomini del Resuttana, qui Rizzuto con la giocata e poi il tentativo vano da parte di Barcellona. Buona, Vicio. Vai Vice. Chiedi dov'è la ricca, chiedi dov'è Feli. Va bene dove sei, puoi giocare. Uno. Sali Paolo. La palla lunga smanacciata da Barcellona, poi Marretta a contrasto e qui Di Cara riesce a guadagnare un fallo laterale. Paolo, resta a giocare, Paolo. Occhio di qua, Alberto. Barcellona prova a passare in mezzo a due, subentra il terzo uomo che è Russo. D'Arica appena tornato, fallo di Barcellona, adesso sì, è il quinto fallo. Ci sono 7 minuti per andare a caccia del libero. Felicello, Marretta, D'Arica,
affrontato da Barcellona, duello vinto dal 18 in maglia blu. Caruso di cara, l'appoggio a Annolino, bravo Marretta a leggere il passaggio, poi Felicello la toglie dalla zona pericolosa, esce Annolino all'1-2. Caruso, Barcellona, Annolino prova ad andare in 1 contro 1 con Russo, poi l'anticipo secco di Felicello, però va a sbattere su Russo, allora attenzione, l'intervento di Marretta. Barcellona sbaglia la scucchiaiata, poi Felicello aggredito da Annolino che recupera palla in maniera regolare. Non può buttarsi, Assolutamente. ma non può buttarsi lui. Ma lui può buttarsi. Sì, ma non gridi. C'è giallo per mister Annolino. Qui contrasto ruvido ma regolare. Dunque rimessa per il Resuttana, 5,5 ancora. Palla dentro per Barcellona, per Annolino calcia. Altra rimessa per gli uomini di casa, Marretta recupera e lancia la ripartenza. Parte la corsa di Russo, Russo calcia sopra la traversa. Ci ha provato il Tatanka, non ha trovato lo specchio. Barcellona affaticato per Caruso, poi ancora la chiusura di Felicello. Gabri, andiamo a giocare, Gabri, dai palla e te ne vai, partele, Gabri, gira, Gabri, muoviti! Qui ancora Felicello a recuperare palla e a servire Russo. Russo con calma, con intelligenza per Marretta, adesso ancora Russo. È fronte alla porta, cerca la giocata su Annolino, rimessa a Resuttana. Gabri, devi contribuire un po' di più, Gabri. Va bene, Gabri? Vediamo il centro. Ancora da Ricca. Barcellona affrontato da Ricca, mentre è pronto Giovanni Tuzzolino ad entrare. Qui il contrasto con Ricca, questa volta vince il duello il Palermo, calcio a 5. Arriva Giovanni. C'è bene. Tuzzolino passa da Russo ma sbaglia il tocco, allora attenzione a Barcellona che si gira e calcia, deviazione e palla in calcio d'angolo. L'angolo per Affaticato, tiro ribattuto, Russo prova a lanciarsi all'inseguimento del pallone, viene anticipato da Caruso, poi rimessa. Resuttana San Lorenzo protesta la panchina del Palermo, l'arbitro ha deciso, attenzione a Barcellona. Barcellona triplicato, guadagna ancora una rimessa. È entrato Tuzzolino, sta per entrare anche Foccodami per questo rush finale del primo tempo, ultimi 3. Poi sarà intervallo qui dai campi Trinacria, Marretta recupera. Prova ad aggirare Barcellona, guadagna un fallo laterale, tolta ancora una volta le castagne dal fuoco Marco Marretta. Tuzzolino viene incontro e riceve, poi passa alle spalle di Ricca, pallone di ritorno proprio per Tuzzolino, l'uscita da parte di Francesco Barcellona, chance per l'ex Villaurea che riceve ancora. La palla sul destro, adesso sul sinistro, va sul fondo, palla deviata, ancora angolo. Giova, fatela, Giovi! Vabbè, vai dentro, vabbè. Ancora riceve Tuzzolino, finta il tiro, passa al centro, Russo, calcia! E la respinta col piede questa volta di Barcellona. Torna pasta nelle Resuttana, Tuzzolino. Sterza, Tuzzolino, finta il tiro, scarica da Ricca. Da Ricca converge, non trova spazi, sempre fronte alla porta. Viene adesso raddoppiato, da Ricca va al tiro, la parata Barcellona, calcio d'angolo. 3 chance in 1 minuto per il Palermo. C'è l'angolo, nessuno in area però. Va bene, Giovanni, vicino. Dai, Ricca, vieni giù.
Alberto appena poi, vabbè. Ultimi 100 secondi di questo primo tempo, ricordiamo che si chiude a 31 per via del timeout. Vediamo il centro, vediamo aspetta, senza entrare. Barcellona chiuso, Palermo che sta difendendo alla grande, adesso conquista il tiro libero, fallo su Marretta e scocca l'ora di Fofo Adami. Comunque Adami dal dischetto del tiro libero, Di battuta, Marretta copertura. Vai Fofo! occasione per portare per la prima volta nella gara avanti i rosa. Adami contro Barcellona, tutti piazzati al posto giusto. C'è il fischio dell'arbitro. La battuta di Adami smanaccia Barcellona. Calciato forte centrale. Non si è mosso il numero 22 del Resultana. Attenzione alla ripartenza direttamente dall'arrivo del portiere, ma c'è Vincenzino da Ricca a bloccare tutto sul nascere. Poi Marretta recupera, rimessa Palermo. Marretta, potrebbe essere questa l'ultima palla del primo tempo con Da Ricca. Da Ricca fa muovere Adami, tocca affaticato. Devi giocare, Gabri! Oh, a giocare! Uno! Rimessa per Da Ricca, tocco corto su Fofo Adami. Senza fallo, senza Adami la tiene, la palla rimane in campo, Marretta. Ancora Adami, questa volta con spazio. Adami allarga su Tuzzolino. Si recupera un minuto da questo istante. Da Ricca, lungolinea Tuzzolino che spalla alla porta. Deve girarsi, lo fa Adami. Uno, due in mezzo! Lui in mezzo dov'è? Da Ricca, viene incontro. Fallo un po' ferma in questa fase. Da Ricca vuole puntare pasta. C'è il raddoppio, allora c'è spazio per Marretta. Avanza il capitano. Tocco per Tuzzolino. Tuzzolino, serie di finte. Passa da Adami, l'uno che non si chiude qui. Esagera un po', ma poi Marretta chiude. C'era stato il fallo però prima. A quota 4 probabilmente chiuderà così. Il conto falli il Palermo. Riposa giusto per 20 secondi più l'intervallo. Barcellona giocato ovviamente tutto il primo tempo. Rientra Pennino, palla per Pasta, il direttore di gara che dice che può bastare così per il primo tempo. È 1-1 tra Resultana, San Lorenzo e Palermo. Calcio a 5. Ricordiamo la successione delle reti nel giro di 40 secondi. Prima il vantaggio casalingo firmato Annolino, poi il pareggio di Vincenzino da Ricca. Noi vi lasciamo con alcuni contributi della nostra redazione, torniamo tra pochi minuti per la ripresa qui dal Trinacria. Immancabile tra le fila del Palermo Calcio a 5 il project manager Roberto Marino. Nuova stagione, nuovi stimoli, però la conferma del nostro logo, dei nostri colori. Sì, finalmente ricominciamo, questo campionato era proprio, l'aspettavamo con ansia. Ritorniamo per il secondo anno con il logo del Palermo, spero anche per i futuri anni sinceramente. Ci aspettiamo un campionato molto difficile, un livello di campionato molto più alto rispetto agli anni passati, sicuramente molto più divertente. Sarà appunto un campionato all'insegna, dicono tutti, dell'equilibrio, forse anche peggio o più dell'anno scorso, visto che comunque ci sono tante novità, tante neopromosse. In ogni caso resta la voglia di fare bene, sicuramente meglio anche della passata stagione in cui la salvezza è passata dal play-out. Sì, le squadre sono tutte rinforzate, abbiamo visto che c'è stato un mercato estero molto intenso, sicuramente un livello più alto come dicevo poc'anzi, non soltanto per i rinforzi ma anche per le organizzazioni delle società. Vedo sempre società più organizzate e questo sicuramente può essere anche un divertimento maggiore, è un campionato più stimolante.
Poi secondo me è una sorta di Serie B un po' rivista questo campionato di C1 quest'anno, quindi sono molto curioso intanto, ecco, di vedere questi rinforzi, queste squadre come giocheranno, come si approcceranno al campionato. Sono molto curioso, sì, questo è vero. Tornando invece a noi, sempre più forte, sempre più saldo ovviamente anche per quello che riguarda il tuo ruolo all'interno della società, anche quello che è l'impatto a livello esterno, a livello commerciale. Palermo Calcio a 5 continua a essere un brand sempre più richiesto. Sì, abbiamo ampliato un attimino, ecco, il nostro brand approcciandoci a nuove aziende, a nuove realtà sempre più grandi. Siamo contenti e speriamo sempre di ingrandirci sempre di più. Nuove figure societarie sono entrate all'interno della nostra società, grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto a partire dal presidente e poi un po' a tutti i dirigenti che compongono la nostra società. Abbiamo fatto degli acquisti molto mirati quest'anno dal punto di vista tecnico, grazie anche all'arrivo del mister Lo Piccolo. Abbiamo cercato di portare qualche giovane di qualità in più e qualche over in più, come avete visto nelle varie presentazioni che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. E quindi in vista del debutto di sabato c'è ovviamente, oltre alla voglia, anche ottimismo per un buon inizio di stagione. L'ottimismo c'è, abbiamo fatto un'ottima preparazione in queste 2 settimane insieme al nuovo preparatore Carlino e al mister Lo Piccolo naturalmente. Si sono messi subito in evidenza i nuovi acquisti, ma sapevamo erano indiscusse le loro qualità, quindi pensiamo e c'è molto ottimismo all'interno della società. Da Vincenzino da Ricca è tornato a vestire la maglia del Palermo Calcio a 5. Partiamo dal passato, partiamo dalla tua esperienza alla SPES, lontano da casa, però ti ha dato modo di crescere. Sì, direi la mia prima esperienza fuori casa specialmente. Devo dire un po' di difficoltà perché lontano dalla famiglia la mia prima volta, quindi penso che ci è passato, lo posso soltanto capire, però mi sono trovato molto bene. E che giocatore, oltre che uomo, è tornato ora a disposizione del Palermo Calcio a 5? Io per me soltanto a migliorare posso andare. Quindi secondo me sono molto migliorato anche perché là si usava tutto parquet e quindi di nuovo ritorno in erba. Però secondo me sono diventato ancora più bravo. Trovi anche una squadra molto diversa, hai trovato un nuovo allenatore, hai trovato vecchi e nuovi compagni di squadra anche tra i tuoi vecchi compagni della Juniores. Cosa ti aspetti da quest'anno? Beh, quest'anno da come vedo c'è anche un bel gruppo. Mister, compagni nuovi veramente mi fanno sentire subito a mio agio, siamo tutti bravi e quindi secondo me qualcosa quest'anno, se tutti riusciamo a capirci dal primo minuto, dal primo momento, specialmente dalla prima partita che abbiamo tra pochi giorni, secondo me faremo un buon campionato. Volto nuovo nello staff del Palermo Calcio a 5, Marco Carlino nelle vesti di preparatore atletico. Intanto partiamo da quelli che sono così le tue sensazioni, anche i tuoi stimoli ad accettare questa avventura. Ma le sensazioni sono state sin da subito positive, anche perché molti dei ragazzi li conosco, con alcuni sono stato compagno di squadra e con altri li ho anche allenati in altre realtà. Naturalmente gli stimoli ci sono e sono tanti, specialmente in primis per riscattare la stagione dell'anno scorso che per questa società non è stata bellissima con il play-out, quindi il nostro obiettivo ovviamente è migliorare il risultato fatto l'anno scorso, per cui sia gli stimoli che le impressioni sono assolutamente ottime. Ecco, venendo a quello che è il tuo ruolo, la squadra ha già iniziato la preparazione, prima nell'antistadio per così dire vicino allo stadio Barbera, adesso anche qui in campo. Che indicazioni, se ne hai tratte anche nella settimana che precede il debutto ufficiale, che indicazioni hai tratto? Ma abbastanza positive. Ho trovato comunque, nonostante la mia figura un po' scomoda da preparato atletico, quindi quello che fa correre i giocatori, ho
trovato un gruppo veramente disponibile sia al sacrificio che anche a tutto quello che concerne la parte atletica dello sport del futsal. Quindi sono abbastanza felice di quello che ho visto. Abbiamo avuto qualche piccolo infortunio e qualche piccolo risentimento muscolare, ma come ovvio per quanto riguarda questo periodo. Però sono molto contento, anche perché i ragazzi nella scorsa settimana si sono allenati anche da soli, e per cui sono felice di quello che stiamo facendo, della disponibilità dei ragazzi e di quello che si sta creando. Quindi la squadra in vista del debutto con Resuttana più o meno a che percentuale è? Ma siamo sempre intorno a un buon 60%, perché comunque è un primo impegno troppo presto dal mio punto di vista, per cui la squadra la vedremo al 100% probabilmente più in là, però siamo una buona percentuale e quindi cercheremo di mettere il 100% per andare a vincere sabato contro il Resuttana. Un rientro molto gradito in casa Palermo Calcio a 5. Come sei cambiato come giocatore rispetto a quando eri un under, insomma, qui alle prime esperienze? Sono cambiato tantissimo grazie agli allenatori in generale. Mi hanno fatto cambiare tantissimo sia in modo tattico che anche, come si dice, mi hanno fatto diventare uomo in generale, dentro e fuori dal campo, sempre. Ora questo ritorno al Palermo con quali obiettivi sia personali che magari anche di squadra? L'obiettivo è sicuramente anche di replicare la stagione che abbiamo fatto col Vitaro l'anno scorso. Torniamo live per il secondo tempo qui dai campi Trinacria di Palermo, ripresa di Resuttana San Lorenzo Palermo Calcio a 5, primo turno della fase a gironi della Coppa Italia Serie C1, 1-1. Il punteggio dei primi 30 minuti, gol di Iannolino per l'1-0, gol di Daricca 30 secondi dopo. Si attende solo il cenno di inizio della sfida. Cenno che arriva in questo istante, si riparte col Palermo in possesso, con Marretta, Sgarlata, Adami e Daricca davanti ad Antoni, dall'altra parte c'è Barcellona ancora tra i pali, poi c'è Gabriele Barcellona con il numero 18, Pennino con il numero 27, Megna con il numero 28 e infine con la maglia numero 29 Napoli. Rimessa per il Resuttana con Napoli, fallo di Daricca, calcio di punizione. Primo fallo dopo una quarantina di secondi per il primo fallo per il Palermo, punizione di conseguenza per il Resuttana. Claudio, poi in fondo là. Fatti vedere, Claudio. Occhi all'angolo. Via la palla, Claudio. La palla dentro, non arriva Napoli. Claudio, messo bene? Claudio, Gabri, bene. Allora sarà rimessa per il Palermo Calcio a 5 con Sgarlata, Marretta va a lungo, Adami, controllo sfortunato, e il numero 10 che ha avuto anche l'opportunità da tiro libero proprio in chiusura di primo tempo, palla respinta da Francesco Barcellona. Pennino, Napoli prende il centro, la passa male però a Gabriele Barcellona. Sgarlata allora per la rimessa, Marretta per Daricca che se la sistema con la suola, serie di finte di Daricca che salta nettamente Napoli, arriva sulla linea di fondo, non ha sbocchi però per il passaggio, allora torna a puntare, rischia di perderla, poi la tiene, viene raddoppiato e la perde definitivamente. Allora attenzione alla ripartenza di Napoli, tocco per Gabriele Barcellona, il quale incespica sul pallone, D'Antoni la fa sua e va a lungo fiondato, qui Pennino in qualche modo la porta via Sgarlata, c'è il fallo, 2 minuti 2 falli per il Palermo. Profondo Davide. Pennino evita Adami,
Il tiro, la palla che si perde fuori, si costruisce dal nulla la palla gol. Andrea In Pennino. mezzo, Davide, il centro Davide. Ora aiutare il compagno, Adami con il tocco vellutato per Daricca. Daricca per un attimo la tiene, poi l'entrata di Pennino, il fallo anche pericoloso, il giallo. Intervento anche pericoloso su Vincenzo Daricca che rimane a terra. Calcio di punizione. Fofo Adami sulla palla. Chiama lo schema. Adami. C'è il fischio. Adami direttamente sul muro. Ricca Marretta. Adami cerca la giocata. Passa in mezzo a due ancora. Adami contrastato. Qui Barcellona prova a passare, fallo di Adami. C'è un po' di tensione. C'è il giallo per Fofo Adami. Alfonso, Fofo, ci penso io, Fofo, hai ragione. Oh, sta parlando a Sale. Ci penso io, Fofo, Gabri. Giallo per Adami dunque. Pensiamo a giocare, Gabri. Abbiamo detto che finalmente siamo in un girone in cui possiamo giocare. Se bannia. Non è successo niente, avanti. Davide! C'è la punizione Andri, per Megna Andri, o per Barcellona. tu Vediamo qui chi va. lì, Davide al suo posto. C'è Napoli a provare a dare fastidio. Pali protetti, almeno fisicamente. Il tiro di Barcellona, ci pensa Adami in barriera. E c'è l'angolo per Pennino. Palla scodellata verso Barcellona, costretta a indietreggiare. Adami lo pressa, lo costringe a passare da Francesco Barcellona. Lancio lungo da portiere a portiere e D'Antoni che la mette subito in gioco per Sgarlata. Retta Ricca, tocco di prima per Sgarlata, non arriva il pallone in ritorno. Sgarlata in qualche modo la tiene tra gli applausi della sua panchina. Adami passa, la finta di Adami che non la tiene in campo. Grazie laterale. Due tocchi e giochiamo, forza. Dai. Esterno, Fofo, esterno. Dai, vediamo il centro ancora. Barcellona, pressato da Sgarlata. Ricordiamo 3 falli spesi al Palermo, 1 dal Resuttana. Gli ultimi 2 hanno portato anche a gialli. Per Pennino da una parte, per Adami dall'altra. Barcellona. Pennino. Qui il dribbling di Napoli su Marretta. Poi Marretta torna, recupera il pallone, da Ricca interviene, poi da terra Napoli, tutto buono per l'arbitro. Così come l'entrata di Marco Marretta su Davide Napoli. È rimessa per Napoli e qui l'Arpiona col piedone D'Antoni. Occhio alla ripartenza che non riesce. A Sgarlata. Pennino per Megna, palla troppo lunga per Gabriele Barcellona. C'è Mineo
Dai Fabio, non dai può Fabio. subentrare a Fofo Adami. In mezzo c'è. Da Ricca prova ad andare in velocità da una pista letteralmente al suo avversario. La palla parata da Barcellona, c'era sgarlata sul secondo palo e poi l'ultimo tocco, occasione gigante con Da Ricca che l'ha costruita bene, non l'ha finalizzata nel migliore dei modi. Aspetta Vincenzo, senza uscire così nel criterio. Scegli qua Vincenzo. Annolino, appena tornato in campo anche lui. Ora sì. Annolino non trova spazi, Da Ricca gli stoppa il primo passaggio, poi la palla passa. Col mestiere Marco Marretta su Napoli, guadagna il rinvio dal fondo. Marretta. Sgarla. Finta di andare in avanti, poi ricomincia da Marretta, ora Da Ricca. Marretta. Viene incontro Mineo e riceve. Da Ricca. Mineo. Adesso va in profondità da Sgarlata che non arriva. La spaccata di Megna ha messo la palla in angolo. Mineo. Sgarlata. La finta su Megna, riesce a passare Sgarlata, linea di fondo, va al centro. Non c'era nessuno dentro la mezzaluna dell'area di rigore. Attenzione adesso ad Annolino. Passaggio troppo lungo. Marretta può prendere campo, accanto a lui Da Ricca, soprattutto Sgarlata che riceve. Sgarlata col rientro, poi Mineo scambia con Marretta. Poi la palla per Sgarlata, buona nelle intenzioni, non nell'esecuzione. Tanto entra Di Cara. Un po' col fiato corto Napoli. Annolino. Uno contro uno, c'è anche il raddoppio, Sgarlata recupera, poi si dimentica il pallone, recupera Mineo, che evita anche l'entrata di Annolino e può andare Mineo con l'apertura dall'altra parte per Da Ricca che va dentro, esterno della rete, ancora chance per Vincenzo Da Ricca. Attenzione! Non perdiamo queste palle, Ale! Pennino. Di Cara ancora dal 27. Annolino. Lungolinea Di Cara ancora una volta sbilanciato con esperienza da Marco Marretta, Se no ci schiacciano là sotto. che sta letteralmente portando a scuola il 26 in tenuta blu. Mineo. Marretta. Ora Da Ricca, viene incontro Mineo. Arriva Marretta. Sgarlata, Mineo in qualche modo la tiene, non è palla trattenuta, però poi rischia di perderla, allora si appoggia a Marretta. Da Ricca. Marretta, Mineo. Cerca la palla lungolina per Da Ricca che aggira un avversario, poi salta un altro avversario. Da Ricca mette a sedere Barcellona. La palla finisce fuori, c'è deviazione, c'è calcio d'angolo. Però giocata con gli effetti speciali di Da Ricca, qui intanto la palla dentro e qui ancora una volta Barcellona si deve esaltare. Conclusione ribattuta qui intanto su Marretta, Palermo che riparte con Mineo, tiro ribattuto da Annolino, rimessa Palermo. Sgarlata appena poi, Sgarlata! Pronto Puzzolino. Gioca, non da solo, gioca! Da Ricca. Serie di finte in mezzo a due, Da Ricca ricomincia. Puzzolino. Ricca, controllo non perfetto. Prova a passare in mezzo a due, ancora Da Ricca, ancora. L'intervento in uscita, poi affaticato, resiste ad una carica, viene fermato. Palla presa in maniera pulita da Mineo che allarga per Puzzolino, troppo lungo. Va bene Fabio, meglio Fabio, va bene. Dai che noi lo facciamo, dai ragazzi, crediamoci! Pasta, appena entrato, affaticato, prova ad andare
Marretta lo disturba, Marretta lo ferma, poi la palla in avanti per Mineo, però è in anticipo di Cara che cerca il contatto, allora si rifugia da Barcellona, ora Annolino con spazio. Fermato da Taricca, poi vince il rimpallo in maniera fortunata, ancora Annolino, serie di finta, la palla dentro, lo scambio che si chiude e passa in vantaggio il Resuttana, ancora con Annolino, il Palermo produce palle gol, trasforma il Resuttana con la palla del 2-1 e la rete ancora di Alessandro Annolino. Forza, dai! E chiaramente il rimpallo ha avvantaggiato il numero 10 in maglia blu, fermo restando che sono tante le occasioni che il Palermo ha avuto per portarsi a sua volta in vantaggio. Rizzuto, Lupo, ancora Lupo e Rizzuto, si muove Tuzzolino incontro, arriva Mineo che si muove, Tuzzolino, Mineo fronte alla porta con spazio, Tuzzolino ancora, la palla sbagliata da Rizzuto, Pasta scambia con Affaticato, sempre Pasta, palla lunga con il movimento di Di Cara, chiude Rizzuto, forse anche con un fallo, sì, secondo fallo commesso da Resuttana, ma Palermo che riparte alla velocità e alla luce con Mineo che resiste a una carica, ancora Mineo in mezzo a due, riesce a giocarla, viene fermato da Annolino. Fermo, fischio io. Wander. Qui un po' di difficoltà per l'arbitro che non trovava nel quintetto rosanero l'under in campo, che è sempre stato in campo in quanto è Giacomo D'Antoni. Sì Paolo, centro Gabriele, ci parti poi dal centro. Qui intanto lo scambio che prova a favorire Rizzuto, costretto a spazzar via Francesco Barcellona, palla direttamente sul fondo. Tuzzolino, Mineo, Lupo, Tuzzolino con la finta di corpo che disorienta Pasta, Tuzzolino incrocia, diretto sporco e finisce di poco fuori. Profondo Gabriele, gioca la pasta. Paolo, provi al cambio qua. Dai fa, forza Di Cara, affaticato, l'ottima pressione di Tuzzolino che costringe alla palla persa. Siamo nel quarto d'ora finale, Rizzuto prova ad andare, lo ferma Di Cara, rimessa Palermo. Qui ancora Rizzuto che guadagna un altro fallo laterale. Lupo, Tuzzolino sbaglia il tocco, poi affaticato, prova a farla passare, Mineo recupera, resiste alla carica, Rizzuto, Tuzzolino non controlla però. Di Cara, affaticato, è aperto Pasta, riceve ma Tuzzolino gli mangia il pallone, Tuzzolino va dentro, tocco di mano di Affaticato, giallo per lui, si è immolato per la causa della sua squadra, concede punizione, concede cartellino giallo, terzo fischio contro il Resuttana San Lorenzo, 3 pari adesso. No, 3-2, non 3-3, intanto entra Caruso nel Resuttana e c'è Tuzzolino
Barriera scomposta, anche se in realtà qui Gabriele Barcellona è pronto più a scappare su Lupo che non a coprire il palo. Adesso copre il primo palo perché Lupo va via. Forse pronto ad un'eventuale ricezione, ma Tuzzolino sembra pronto ad andare in porta e infatti cerca la porta, non la trova. Palla sopra la traversa. Devi sedere in banchina, devi sedere in banchina, non puoi stare seduto. Qui sbaglia sull'ottima pressione del Palermo Caruso. Allora Rosa nuovamente in possesso. Lupo, Tuzzolino. Sbaglia il tocco per Rizzuto. Il passaggio intercettato da Rizzuto. Il giallo per Rizzuto per non aver rispettato la distanza. Manu! Vai di là! Vai, apri! Basta, qui. Vieni qua. Basta. Pressato da Tuzzolino. Poi Caruso si rifugia da Francesco Barcellona che mette direttamente in palla laterale. Si pressiona per il me. Manca il pallone. Saliamo. Vieni. Dai. Rimessa un po' davanti alla panchina di Mister Lo Piccolo con Rizzuto. In mezzo, l'uomo che arriva in mezzo. Lupo. Rizzuto controlla, cerca e trova Tuzzolino che controlla. Lupo. Mineo. Gira. Per Lupo che può prendere campo, lo chiude Barcellona, rimessa. Anche questo è buono. Su, Tuzzo in mezzo, Tuzzo. Rizzuto si destreggia in qualche modo, tocco per Tuzzolino, ora Mineo. Ancora, giriamo. Lupo. Rizzuto cerca la palla per Mineo che solo il controllo non è perfetto. Mineo però guarda la porta. Ancora Mineo, Tuzzolino! La respinta a corpo morto, Tuzzolino! Altro salvataggio! E Palermo calcia 5 ad un passo dal pari. Rizzuto. Lupo. Ancora Mineo. E Lupo smista su Rizzuto. Più veloce, raga, 2 tocchi, raga. Lupo, palla per Tuzzolino, lungolinea Rizzuto che cerca di restituirla ma sbaglia. Ancora attacco vivo per il Palermo. Rizzuto cerca Mineo, altro passaggio sbagliato, poi si lotta, basta, prova a passare, usa il fisico, usa l'esperienza per girarla. Barcellona, occhio alla palla qui per Caruso, tutto solo. Sbaglia però quello che forse era un controllo, forse era una girata di esterno. In mezzo, tieni. Si riparte con Mineo. Tuzzolino gli corre alle spalle, gli porta via l'uomo, allora si può girare Mineo che va da Lupo. Ancora. Rizzuto. Andiamo. Tuzzolino. Mineo il controllo, poi può farla passare ma non ci riesce. L'attenzione al 3 contro 2 del Resuttana con Pasta. Lo costringe all'indietro Rizzuto, allora però attenzione all'altra parte, Appennino, la respinta di Lupo, sui piedi di Pasta, D'Antoni, strepitoso, allora può andare in 1 contro 1 Tuzzolino dall'altra parte, viene rimontato e raddoppiato, poi c'è la chiusura senza fallo, secondo l'arbitro. Barcellona dall'altra parte, sempre Barcellona, la finta a sinistro, D'Antoni, la palla sul fondo. C'è D'Arica e c'è Russo adesso per il Palermo. Uno largo. Ultimi 8 e mezzo. D'Arica prova ad arrivare, D'Arica fermato da Pennino, poi è finito anche addosso al portiere avversario. Dai, però giochiamo, fallo battere. La palla messa fuori. A terra anche, si è razzato D'Arica ma c'è a terra Pennino.
Si riparte con Annolino che restituisce palla e con Lupo che la gioca. Da Ricca può andare contro Annolino, scarico per Lupo, Lupo al tiro, ribattuto, ancora Lupo. Di nuovo! Da Ricca. Lupo. Rizzuto, ancora Lupo, prosegue da centrale. Da Ricca. Russo prova a mettere il corpo, invece mette il piedino Megna. E vai, Albe! C'è l'errore di Rizzuto. Signori, troppe persone all'impiedi. Vediamoci per favore tutti, grazie. Arbitro, time out, arbitro. Entra in campo Felicello, ma c'è time out chiesto dalla panchina del Resuttana per gli ultimi 6,5 di questa partita. Riprende il gioco con la rimessa. Ultimi 6 minuti e mezzo. Tante cose, complice anche il caldo. Arbitri più di manica larga su questi time out, circa 1 minuto e mezzo ciascuno a fronte del canonico minuto. Diciamo una via di mezzo tra un time out e un cooling break in un certo senso. Mentre c'è Peppe Felicello in possesso del pallone. Lupo completano il quintetto da Ricca e Russo, ovviamente con D'Antoni. Assente Toni Costanzo. Poi le valutazioni oggi tra gli altri anche Michael Melville è uno dei 9, ovvero sia Anna Loro. L'arbitro fischia intanto contro Lupo. Bene sta palla! Quanti sono i falli, da? Quanti sono i falli? 2. Fallo Qui qualche Russo altro. intercetta. Recupera palla D'Antoni. Felicello. Lupo. Da Ricca all'1 contro 1. Ancora da Ricca. Cerca di crearsi lo spazio anche per servire i compagni. C'è il Lupo con spazio. La palla di ritorno da Ricca con la finta. Lo scarico Felicello sul fondo. È difficile, ovviamente, fasi concitate con il racconto di questo finale intenso di partita, stagione che è appena iniziata, che ci regala subito un incontro vibrante. Qui Pennino da terra prova a calciare e non ci riesce. Felicello da Ricca con calma e gesso su Andrea Lupo. Russo non controlla. Basta, mister! No, non lo vuoi? Saliamo là sopra! Saliamo, raga, saliamo! Sali! Ricca, ce l'hai qua, da Ricca! Occhio al lancio! Annolino va al lancio con Barcellona che non la controlla. Palla fuori. Albe, quando vuoi, Dai, forza! Da Ricca. Su di lui Megna. Sei ultimo, Passiamo sta palla! Lupo. Alberto, fatti vedere! Cercato, Russo non trovato. Allora attenzione Megna. Costretto a ricominciare. Passaggio però cervellotico per Annolino, che è costretto a rifugiarsi dal suo portiere. Palla fuori. E Palermo che si crea dal nulla un'opportunità. Lupo
Felicello. Russo non concede l'1-2, si gira, va da Ricca che prova a sterzare, viene fermato, allora attenzione alla ripartenza di Gabriele Barcellona, a tu per tu con D'Antoni, lo buca, è la rete del 3-1, è la rete che regala il primo +2 di giornata al Resultana San Lorenzo e glielo regala in un momento cruciale. 3 più recupero alla fine, 3 anche i gol della squadra in maglia blu. Gabriele! Bravo Gabriele, vieni Gabriele, vieni al cambio Gabriele. Deve essere giocatore, deve essere. Claudio, grande recupero, Claudio. E si riprende con il Palermo calcio a 5 per la prima volta sotto di 2 gol nel punteggio. È tornato Adami intanto, qui Marretta costretto agli straordinari, calcio d'angolo. C'è l'angolo di Megno, uno schema per Pennino sul fondo. E subito D'Antoni che può lanciare per Adami. Questa è una bella palla, Adami non riesce ad agganciare. Pennino per Annolino che la controlla, il rimpallo non lo favorisce. Rosa, puoi giocare. Ultimi 2, poi vedremo se ci sarà recupero. Felicello, la Ricca, Marretta, Adami non riesce a controllare. Qui la palla recuperata da Ricca. Da Ricca fronte alla porta, Adami, facile per il 3-2, 30° che sta per scadere, ma Palermo che torna in partita con Fofò Adami. Un minuto per arrivare a 31, poi vedremo se il tandem arbitrale darà recupero, ma attenzione a Palermo che adesso deve difendersi. Annolino costretto a defilarsi, chiude da Ricca e dovrebbe essere, se la palla era già fuori, calcio d'angolo. L'arbitro assegna rimesso. Pennino sbilanciato, cerca di tenere soprattutto lontano da Ricca che però gli sfila alle spalle, recupera stavolta il pallone, si riparte dal fondo però. D'Antoni va subito da Felicello che salta un avversario, riesce a tenere anche il pallone in campo. Felicello steso in mezzo a 2. Vedremo se... no, non dà cumulativo il direttore di gara, il primo arbitro. Non c'è neanche cartellino e non c'è ancora neanche la segnalazione del recupero. C'è Adami sul pallone. C'è il fischio. Adami con deviazione, la palla che finisce fuori e poi Marretta con l'esterno sinistro sul fondo. Occasione gigante per il Palermo. Intanto perde palla il Resultana, chiaramente in debito d'ossigeno, chiaramente tanta tensione in casa blu. Col Palermo che attacca, con Daricca che va al centro, chiude, si riparte dal fondo, ultimo tocco di Daricca. Pennino evita Daricca, su di lui Adami, ultimo tocco Pennino, rimessa, Palermo si continua a giocare. Daricca, Marretta fronte alla porta. Daricca, Pennino al suo cospetto, 1 contro 1 di Daricca che finta il tiro, ancora Daricca, lo finta ancora, rischia di perderla, la perde, poi la palla persa da Barcellona. Daricca finta il tiro, consegna ad Adami, 1 contro 1, Adami calcia sul fondo, calcio d'angolo.
Occhio alla palla, fuori per Daricca, 1 contro 1 con Gabriele Barcellona. Felicello per Adami che viene incontro. Adami finta il tiro, tanto traffico davanti a lui, poi da Marretta in mezzo a 2, fermato, non c'è nulla secondo l'arbitro, poi mette fuori Pennino. 1. Rimessa Palermo, ancora 1 da giocare. Daricca, assalto all'arma bianca del Palermo. Marretta, Daricca, 1 contro 1, l'ennesimo della sua partita. Adami da ultimo uomo, fronte alla porta, il destro, palla fuori. Francesco Barcellona va a lungo, palla direttamente su D'Antoni, la rimette subito in gioco. Marretta, ultima azione. Marretta cerca Daricca che in qualche modo trova il pallone. Daricca contro Pennino, viene raddoppiato, ancora Barcellona a portargli via la palla, temporeggia quanto può il numero 18, protagonista con la rete che alla lunga diventa decisiva, quella del 3-1, accorciata da Adami. Qui Pennino forse con i piedi dentro al campo, si gioca, Marretta col fallo, ma non c'è più tempo, vince il Resuttana San Lorenzo 3-2 sul Palermo Calcio a 5. Riassumiamo con la doppietta di Annolino tra primo e secondo tempo, intervallata dal pareggio realizzato da Daricca, poi il 3-1 di Barcellona in contropiede, il 3-2 inutile di Adami allo scadere dei 60. Palermo che tornerà in campo sabato prossimo alla prima di campionato al Toccia Stadium contro il San Vito Lo Capo. Grazie a chi ci ha seguito, alla prossima.